assoluta in tutta la regione Veneto del concorso Miss Reggionetta d'Italia. Buonasera giuria e buonasera pubblico. E ora con il vostro caloroso iniziale applauso vorrei fare accomodare qui le nostre Miss. Molto gentilmente, non solo ora, presente qui a Parco Città. Intanto, dopo ringraziare tutti quanti i nostri sponsor Parco Città per averci offerto lo spazio per fare questa bellissima manifestazione, vorrei dirvi un attimo qualcosa su Miss Reggionetta d'Italia. Miss Reggionetta d'Italia è un concorso a livello nazionale che comprende 150 selezioni provinciali, 12 finali regionali e 3.000 ragazze che parteciperanno alle selezioni
Roberto, 19 anni. Proseguiamo con la concorrente numero 4, Bianca Maria Pometti. Bianca Maria ha 25 anni e studia economia e commercio.
titolare del concorso Miss e Mister Model di Brescia. Mary Beth, organizzatrice del concorso Miss e Mister Model di Belgia. Marco Del Molin, titolare dell'attività personal medical fitness qui in Galleria Parco Città. Ed infine, ma non per importanza, Roberta Melloni, titolare del negozio di moda Trendy Pulie, accessori, scarpe, abiti da sera e tanto spettacolo in quel negozio. Vi ringrazio anche di avermi messo questo bellissimo vestito che potete trovare nel suo negozio di abbigliamento, qui a Vicenza in corso San Felice Fortunato, e in fondo alla galleria potete trovare anche i volantini del suo splendido negozio. Ora, se le miss sono pronte, vorrei procedere con l'uscita fuori concorso. Un applauso per il negozio Non Solo Oro. già abbastanza. Tra l'altro grazie a questi applausi penso che hai capito che è proprio una bella collezione. Potete trovare tutti questi modelli qui in Galleria Parco Città nel negozio Non Solo Oro.
direi che il momento insomma, il verdetto è quasi giunto a termine. Solo che prima vorrei richiamare qui sul palco gli organizzatori, ovvero Astrid e Stefano. Un applauso! Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Buonasera giuria, buonasera Irene. Buonasera. Come Grazie. Ottimo. Allora, vorrei chiedervi un attimo di dirmi qualche parola su questo concorso di bellezza. Allora, questo concorso di bellezza quest'anno parte da Rimini. Abbiamo 5.000 iscritte per tutta Italia, abbiamo più di 150 tappe, più di 250 talent per tutta la regione italiana. Quindi è un concorso che da quest'anno sarà una cosa fenomenale, spettacolare. Chi comunque ci conosce, anche gli altri talent che sono in giuria, abbiamo fatto tante tappe e sicuramente quest'anno ce ne saranno ancora di più. Quindi la prima selezione qui in Veneto, del Veneto, l'abbiamo fatta proprio oggi qui a Parco Città e spero che vi siate divertiti. Ecco. Lo spero anche io, sinceramente. Bene, adesso direi che possiamo procedere con la fasciatura, no? Sì, partiamo dalla... Quindi prima inviterei qui le ragazze sul palco. Sì. Mister! Prego. Cioè. Ed ora procederemo con la premiazione. Intanto vorrei ringraziare tutte le miss di essere qui presenti, di ricordarvi che è semplicemente un gioco, un divertimento e che comunque vada, la bellezza è un punto di vista soggettivo, quindi non abbattetevi. Questo è soltanto un inizio, va bene? Un'esperienza. Ora procediamo con la premiazione. Invito qui Gigi del blog a premiare la nostra quarta classificata. Arriva la moglie, eccola, che fa il giro intorno alla passerella, anche lei. Ringraziamoli anche Gigi Ferro Blog che ci sta facendo le riprese, quindi poi troverete i nostri video, le nostre foto sia su internet, Facebook, YouTube, Instagram, ecco. E tanti altri social dove potete trovare le foto e anche i video. Bene, la quarta classificata, la fascia, va alla concorrente numero 1, Maria Modellato. Lo dice inoltre anche da Fotomania, sponsor ufficiale Veneto di Miss Veneto Italia, il 50% del dopo sul book fotografico. Un applauso a Maria Modellato, la nostra quarta classificata. Grazie Gigi Bello Blog. Ed ora andremo a premiare la terza classificata. La terza classificata è esattamente la concorrente numero 3, Serena. Ringrazio Fotomania per aver fare la chance. E andiamo con la passerella. Un applauso per la terza classificata, Serena. Ora inviterei il Plemici del Parco Città a premiare la seconda classificata. Poi tutti un po' avanti qui, forza ragazzi, su. Il nostro Plemici, a chi ci ha ospitato questa sera, grande. Ringraziamo ancora tutti i negozianti, a lui che è responsabile del centro commerciale, quindi
va esattamente, che sarà premiata da Astrid e Stefano naturalmente, va esattamente alla concorrente numero 5, Giorgia Mattiello. Ringraziando Irene, io farei un grandissimo applauso perché è stata veramente brava. Ringraziando ancora tutti gli sponsor, ringraziando la Fotomania. È stata veramente spettacolo. Noi vi salutiamo per questa prima selezione e vi diamo appuntamento alle prossime selezioni. Vai tranquilla, io fotografo così, dove venire fuori tutti. No, dopo io me le scarico nel computer. Io non avrò nessuno che mi dà le cose. Ci penso. Qua a tavolo mettiamo un dorato. E sopra qua un dorato. Questa è una cosa diversa, perché queste sono... Scusami, il bracciale. Sì, è semplice, sì. Sì, si perché anche qualche bracciale da darghe. Questa. No, guardate, sai. Ho fa dire questa. A tutte quante io non le porto. Da tanto già davanti. Se lo vedevo un giro collo nero. Si vede poco. Si vede una cosa forse più colorata. Non è colorata. Colorata no, si vede poco di quanto Se mettiamo un bianco. No, questa è la chiamata... tutta nera. Tutta nera, non so se è possibile. Vediamo.
già qualcosa di più. Ah sì. Perché te la appoggio qua questa. Ecco, sì, già meglio, già più visibile, eh? Sì. Perfetto. Bene ragazze, vi piace? Guardatevi, guarda, c'è lo specchio là e guardatevi. Visto che hanno proprio le braccine nude. E io devo sapere un po' come sta. La signora con le foto? E adesso volevo capire se voleva dargli il bracciale. Dai, tanto facciamo così o... Sì, va bene. Come preferite voi? Dai, allora. Come preferite voi? A disposizione. Allora, uno nero, chi è che ha il nero? Tu. Lei e lei. No, quello è in argento, è un capolavoro. Vai che facciamo la foto.